Alfio Calvagna, tra 2015 e prima parte del 2016, qualche segnale positivo per l'economia e per l'occupazione trevigiana? Sì, il 2015 si è chiuso bene con tutti gli indicatori economici e occupazionali in positivo. I primi mesi del 2016 sembrano che confermano questa tendenza. C'è un dato che ci lascia un po' perplessi, che è quello delle esportazioni, che ha registrato un meno 9% in questi primi 4 mesi. Però anche questo va preso con le pinze, perché l'anno scorso è stato un anno di sobbalzo molto forte, quindi bisognerà attendere per vedere se, come dire, è una tendenza al negativo oppure è una stabilizzazione di attività. Possiamo parlare di ripresa? Parlerei di ripresa discontinua, nel senso che non siamo fuori dal tunnel, ci sono delle impennate positive e dei cali. Da qui, come è stato definito anche da altri osservatori, è una ripresa nella discontinuità. Discontinuità produttiva, discontinuità economica, discontinuità occupazionale. Comunque, appunto, segnali di crescita finalmente dopo anni dell'occupazione e anche un'occupazione più di qualità. Sì, il dato confortante è proprio questo. C'è stato un saldo positivo dopo 8 anni di segni meno e c'è un'occupazione che sembra dimostrarsi più stabile. Effetto Job Act? Ma secondo me sono stati una concausa di 3 fattori: Job Act, gli incentivi stabiliti dalla legge di stabilità e l'impennata economica. Il mix di questi 3 fattori ha dato un po' di fiducia al mondo produttivo e di conseguenza un incremento dell'occupazione. Chi è senza lavoro, purtroppo sono ancora tanti nella Marca, deve riqualificarsi. Come CISL ormai da diverso tempo state portando avanti un progetto in questa direzione, non è però sempre facile convincere e coinvolgere i lavoratori. Noi sono 4 anni che ci lavoriamo su, non è sempre facile convincere e coinvolgere, però vediamo che sta nascendo una nuova sensibilità da parte dei lavoratori. Siamo, come dire, soddisfatti per quello che si può essere quando su 414 lavoratori che ci hanno affidato la loro fiducia, ci hanno dato la loro fiducia, 94 li abbiamo aiutati a ricollocarsi, è una piccola goccia in un mare, ma sono 94 famiglie che soffrono un po' meno rispetto a prima.